Un'offerta che non si può rifiutare e che rischia di abbattere la già debole economia bellunese. La proposta giunta da Bolzano fa infuriare i politici della provincia. Bullismo istituzionale. Così bolla la questione il capogruppo PDL Dario Bond, che ha già presentato una mozione e chiede al presidente Luca Zaia di mettersi al più presto in contatto con Luis Durnwalder. Colpo di telefono dire: caro Durnwalder, caro Durni, i tuoi della società di promozione economica di Bolzano hanno fatto questa cosa qua. Troviamoci, parliamone, facciamo un ragionamento che non è solo questo, ma è quello dei passi e quello essenzialmente delle leggi stimolo economico sulle aree di confine, ed è anche quello di una collaborazione turistica. Pronta la risposta del governatore veneto. È la prova provata che siamo in un paese che non esiste più. Questa è una vergogna, una schifezza, e peraltro lo dice una regione che lascia 18 miliardi di euro di tasse all'anno a Roma e non li vede più. Alla regione si rivolge anche Belluno Autonoma. Il territorio bellunese non è Padova o Treviso, deve essere trattato in maniera diversa rispetto al resto del Veneto. Un esempio per tutti: l'imposta che viene detto sarà detassata in provincia di Bolzano è un'imposta regionale, è l'IRAP. Perché il Veneto non fa lo stesso per la provincia di Belluno? Infuriato il sindaco di Cortina, Andrea Franceschi, che da Bolzano aspetta ancora lo sblocco dei fondi Brancher. Dalla sua pagina Facebook il primo cittadino della regina attacca. Da un lato la provincia di Bolzano sta bloccando di proposito i soldi del fondo Brancher, che per Cortina significano la realizzazione del collegamento Tofana-Cinque Torri, e dall'altro cerca di portare via le aziende dal bellunese e con esse i relativi posti di lavoro, incentivandole dal punto di vista fiscale. Altro che solidarietà, sono senza vergogna. La guerra sta per cominciare e arrivano le prime provocazioni. Se è la logica del ci siamo sbagliati, chiediamo scusa, va bene. Se è la logica della concorrenza sleale sia. E allora a quel punto lì possiamo partire con tante azioni, boicottare ad esempio i prodotti bolzanini, perché no?